Una 25enne di Sydney ha deciso di sfidare la crisi dell'agropastoralismo sardo, puntando tutto su pecore, mungitura e un sogno grande quanto la campagna. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se ami anche tu le storie vere della nostra terra, metti like e iscriviti. Così sosteniamo insieme chi, come Chantal, sceglie di restare e costruire un futuro in Sardegna. La protagonista è Chantal Ruggeri, ragioniera 25enne di Sydney, che ogni giorno raggiunge l'ovile del padre Pietro di 61 anni. A Sydney quella della pastorizia è una tradizione che resiste a fatica. Lei però non si è mai tirata indietro. Va a mungere, aiuta nelle stalle, vive i sacrifici del settore sulla propria pelle. E qual è la sua idea? Costruire il suo futuro proprio lì, tra pecore e pascoli. Un agriturismo legato al gregge di famiglia. Un progetto che vuole portare avanti insieme alla sorella e al fratello che studia all'agrario. Ma perché questa scelta è così coraggiosa e così complicata proprio a Sydney? Perché qui la crisi si sente più che mai. Dove un tempo il patrimonio zootecnico sfiorava i 50.000 capi, oggi si è scesi a soli 6.000. Pietro Ruggeri lo dice chiaramente. Siamo rimasti davvero in pochi. I costi aumentano, il prezzo del latte è sceso da 1,50 a 1,30 al litro. Fare il pastore non dà sicurezza. Allora perché Chantal insiste così tanto? E soprattutto, cosa rende il suo progetto davvero diverso dagli altri? La risposta è semplice ma potente. Perché per lei la pastorizia non è un mestiere in via di estinzione, ma una sfida da vincere. A Sydney, dove le greggi resistono tra Tasonis e Solanas, Chantal vuole dimostrare che unendo l'allevamento con un agriturismo moderno si può creare futuro, dignità, lavoro. E suo padre la sostiene completamente. Bisogna credere nei figli e nei giovani, noi non abbiamo paura dei sacrifici. La sua storia è una delle pochissime in un settore in cui molti hanno già mollato. Lei invece ci crede, forte. Questa è la storia di una ragazza di Sydney che ha deciso di restare, lavorare, costruire e lottare per un sogno che profuma di pascoli e futuro. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi della scelta coraggiosa di Chantal. Tu avresti fatto lo stesso? E se il video ti è servito a capire qualcosa in più sulla realtà di Sydney, lascia un like e iscriviti, così da non perdere le prossime storie dell'isola. Ti ringrazio fortissimo per aver visto e ascoltato questo video. Ti mando un saluto grande, alla prossima!